positivo al Paese, ascoltando il malessere che c'è. E veniamo ai dati della pandemia nel nostro paese, più di 800 i nuovi contagi, quasi il doppio rispetto a ieri, raddoppiato però anche il numero dei tamponi effettuati. Roberta Badaloni. Il parametro dei numeri, punto di riferimento in questa Italia che riparte. L'epidemia mantiene il rallentamento, sebbene oggi l'incremento dei nuovi casi sia quasi il doppio di quello registrato ieri, 813 in un giorno. Intanto sono stati fatti più tamponi e in parte questo spiega l'aumento dei nuovi casi. Preoccupa però la proporzione dei nuovi casi che rimane troppo alta al nord. Oltre la metà dei nuovi casi è in Lombardia, ma non esistono zone immuni. Quasi tutte le regioni, salvo alcune, hanno nuovi casi e questo ci deve far riflettere in questi giorni di riapertura, perché il virus c'è e circola. Occorre pertanto la massima cautela e il distanziamento. Diminuiscono le persone in cura per l'infezione da Covid, meno 1424 in un giorno, per un totale di 65.129 attualmente positivi in Italia. Torna purtroppo a crescere il numero dei decessi, 162 persone nelle ultime 24 ore, si mantiene oltre i 2.000 invece l'incremento giornaliero dei guariti. Dal 3 giugno ci si potrà spostare tra regioni solo quelle che hanno un rischio medio o basso, ha detto il ministro degli affari regionali Boccia. Mobilità dunque che non sarà ritenuta opportuna nel caso in cui il rischio dovesse alzarsi. In Lombardia ora